Sarduzza Fest, terza edizione, bentrovati con questo mondo che ha una protagonista soltanto, la Sarduzza di Selinunte, prodotto top del nostro territorio che vogliamo in tutti i modi valorizzare attraverso un progetto importante, quello appunto del Sarduzza Fest, che è giunto alla sua terza edizione. www.sarduzzafest.it trovate tutto il progetto, tutte le ricette che vi abbiamo proposto e vi proporremo in questo cooking show e negli altri. Io non sono sola, con me c'è lui, il cuciniere per eccellenza Peppe Giuffre. Ciao Peppe! Eccoci, ben trovati di nuovo. E lui tra di noi, tra l'altro. Ma noi l'abbiamo trascurato. Noi oggi ci siamo avvalsi di un pezzo di storia. Abbiamo portato con noi questo paladino. Questo Rinaldo meraviglioso, anche lui portatore sano di tradizioni. Che lui assieme a noi ha deciso che questa Sarduzza di Selinunte la vuole portare veramente lontano. Tant'è vero che oggi è contentissimo perché ci sono delle bellissime signore che con noi faranno delle ricette. E lui la cosa che ci ha detto, ma continuiamo. Ho detto, non ti preoccupare. Brandirà la sua spada per difenderci da questo male. Ma vedi che lui non ha la spada. Oddio! Lui ha la furbetta, il Rinaldo c'ha l'addorlentata. È vero. Lui è furbo e quindi per questo, non so se te l'ho svelato, lui ha detto che un altro anno cucinerà anche lui. Eccoci, tanto io sono felice perché sicuramente si aggrapperà a questa Sarduzza come abbiamo fatto noi, figlia delle nostre tradizioni e prodotto che ci permette di anche reinventare un elemento semplice del nostro pescato, del nostro territorio, che può essere interpretato in diverse forme, da quelle più tradizionali a cui siamo abituate a quelle più innovative, perché no? La protagonista della nostra ricetta di oggi è una signora che nella vita fa tutt'altro, ma che fa l'assistente sociale, sì. E che invece ama la cucina a tal punto da riproporre i suoi piatti e di riproporre la nostra Sarduzza in una chiave nuova oggi, quella delle polpette di sarde. È chiaro, la polpetta di per sé non è un elemento della innovazione e della cucina d'avanguardia, ma vediamo come l'ha interpretata lei. Ciao Giovannella Falco, che arriva da Castelvetrano, ben trovata. Buongiorno a tutti. E allora, la Sarduzza è tua compagna di avventure sì, nella tua per cucina? Oggi sì, per oggi sì. La cucini spesso a casa? Sì, perché per fortuna i miei figli amano il pesce. E quindi sei strafortunata. Infatti, sono Sei fortunata. stata brava tu però a farglielo anche piacere. Vabbè, li ho abituati fin da piccoli. Brava, bravissima. Quindi sono fortunata per questo. E niente, la polpetta appunto negli ingredienti che proporrò è la polpetta tradizionale di sarde. L'unica cosa che io ho fatto un'interpretazione finger food, perché sappiamo che ultimamente gli appericena sono di moda e quindi ci adeguiamo. Quindi trovare una ricetta che con un prodotto tradizionale come la Sarduzza e reinventarla per l'appericena, che è diciamo la moda del momento, è un modo anche per farla assaggiare ai ragazzi giovani, perché magari per la pericena preferiscono prodotti non locali, così è un modo per far assaggiare un prodotto l'assistente sociale che è lei, come viene a trovare delle soluzioni alternative per fare arrivare questo prodotto da brava professionista quale sei. No, è un'ottima idea Peppe, perché molto spesso, insomma, bisogna adeguarci ai nostri tempi. Ormai, come diceva lei, apericena, anche se non è un termine che abbiamo detto che ci piace moltissimo, però ormai fa parte chiaramente del nostro vocabolario, è vero, è questo mordi e fuggi, questo andare veloci, questo cercare in qualche modo di trovare delle soluzioni, ma perché non spingere anche dal punto di vista qualitativo? Ma d'oltrecanto con Giovannella tutto è permesso, perché noi la seguiamo con Sarduzza Fest, la seguiamo già da tempo. È vero. Addirittura è sotto osservazione perché altro che assistente sociale. Guarda, ogni anno tira fuori come se il cilindro che tira fuori il coniglio. Il coniglio, in questo caso la Sarduzza. Ti assicuro che lei da questo punto di vista ci dà come dire, ci dà quella forza di dire continuiamo perché con la sua passione per la cucina, con la sua dedizione,
e con anche il rispetto per quello che sono le tradizioni, le grandi tradizioni, perché oggi l'avrebbe potuto chiamare Rocher, l'avrebbe potuto chiamare anche Bullo, invece è polpetta, No, è polpetta. Quindi noi siamo molto contenti e oltretutto per me è un grande onore averla qua, perché di politica la seguo sui social, la seguo nei vari momenti anche di vita sua. Ecco, noi siamo abituati a seguire te e te ci infatti, no, noi no, seguiamo lui per No, copiare assolutamente e per imparare. no, assolutamente no, perché io devo svelare che vado a guardare spesso il suo profilo, perché ogni tanto tira, come dire, qualcosa fuori, i dolcetti piuttosto che i biscottini della tradizione, ogni tanto viene fuori col pane. Signori miei, attenzione. Mi raccomando, andate sul suo profilo che vi divertirete. Allora Giovannella, dopo questo grande complimento, andiamo agli ingredienti innanzitutto che abbiamo scelto per questo piatto. Allora sì, intanto la sarduzza E lei? Ma scusami Giovannella, la sarduzza, ma da dove viene questa sarduzza? Da Selinunte. Ah, finalmente, insomma, dai, diamoci giusto merito a questo parco archeologico più grande d'Europa. Quindi, sì, sarebbe bello l'anno prossimo farlo a Selinunte questa Magari, visto che ci sono degli spunti nuovi per la prossima edizione, ma adesso comunicheremo a chi di dovere. Sarebbe la location ideale per questa. Lo sai perché ti dice questo? Io con una rete nazionale ho fatto 5 ricette sotto il tempio. È vero. E devo dirgli grazie perché lei mi ha sopportato anche perché Giovannella mi manca tale cosa, aspetta te la vado a prendere, cose varie, quindi sarebbe veramente bello, quindi anzi cara Lina incominciamo a interessarci. Sta prendendo appunti Lina, non ti preoccupare. Un altro anno queste ricette desideriamo girarle, firmarle e suggellare sotto questo posto straordinario. Guarda, io la vedo da dietro le telecamere e sta già prendendo appunti, quindi ve lo giuro. Eccoci qui, la sarduzza che ricordiamo ha un formato un po' più piccolino, ma mette dentro tutto quello che c'è di buono. Infatti. La mollica, che sarebbe pangrattato, preferibilmente del pane nero di Castelvetrano, perché è comunque il nostro pane. Lasciato più fine lasciato più fine perché comunque la polpetta deve amalgamare meglio, però comunque è meglio sempre usare il pane di Castelvetrano, basta usarla più fine. E poi prezzemolo, il finocchietto che va prima sbollentato e poi tagliato a pezzetti, prezzemolo. Io poi aggiungo uva passa e pinoli. Classica pasta con le sarde per non sbagliare. E l'uovo. L'uovo va bene, ok, per amalgamare e per evitare che la polpetta si sfaldi quando la friggiamo. Peppe, ci siamo come ingredienti? Altro che, qua parliamo di religiosità gastronomica. Perché ha detto già 2 o 3 ingredienti che veniva da inchinarsi chiaramente perché a titolo di tradizione insomma non si può sbagliare nella più classica rivisitazione. Vedi un po', insomma sta friggendo ma frigge con olio d'oliva. Sicuramente sarà un nocellara, noi ci siamo andati di naso, sarà un nocellara? Sì. Ok. Sì. Quindi di Castelvetrano. Di Castelvetrano anche quello, tra l'altro è periodo di raccolta delle olive e io faccio un invito Peppe e tu mi dirai tu sei pazza, no in realtà faccio un invito ai ragazzi, ai giovani di andare a raccogliere le olive. Mi direte sei una pazza? No, non sono una pazza perché è un'esperienza bellissima, è un'esperienza che ti permette di dare valore perché quando metti le tue mani a vendemmiare, a raccogliere le olive, apprezzi molto di più quello che è il prodotto finale e ne dai il giusto valore. Quindi fatevi qualche giornata a raccogliere le olive. Uno, darete una mano e quindi non è un male. E poi può essere anche un'opportunità lavorativa, perché no? Visto che di questi tempi, insomma, ci lamentiamo molto per come è la nostra realtà, soprattutto nel nostro territorio, ed è un'opportunità per tirare su qualche soldino. Eccoci qui, allora andiamo a fare la più classica delle polpette. Bello il gesto classico, mi fa ricordare la mia nonna Peppe in cucina
che faceva le polpette, forse Stiamo sì, mettendo sì, in sì. imbarazzo a Giovannella perché questo fuoco a induzione che è Ragazzi, naturalmente... noi siamo non è nei abituati miei alla conti. fiamma, alla quindi- classica fiamma, all'olio che sfrigola. Giovanna, non è colpa tua, è Peppe che ha questi marchingegni. No, diciamo che noi ci adeguiamo perché le fiamme libere in studio non si possono Non usare. si possono chiaramente e quindi, usare, sono diciamo da pericolose per necessità noi. virtù, però guarda Giovannella vede ancora qua, anche lei insomma professa questo, La religione. questo rito Questa del religione del pesto. murtano di pietra, Quindi- scusami, di marmo. Allora, Allora, intanto io mi metto avanti Brava. mentre che frigge, aspettiamo che si scalda l'olio. sì, tanto Peppe ho comincia messo- a dare una mano anche Sì, lì. infatti. Mette la mano per testare perché ovviamente il calore, non abbiamo un termometro a disposizione, ma la mano fa sempre il suo degno lavoro. subito. Nel frattempo, Peppe, nel frattempo che noi andiamo, perché tanto stiamo appallottolando le polpette, io volevo spostarci e parlare di una realtà, la realtà del nostro territorio che è data anche dalle aziende che noi supportiamo e che ci supportano. Rinaldo mi scuserà. Ma di cosa si tratta? Guarda la Adesso curiosità te lo di dico, Rinaldo. Adesso guarda, te lo dico perché ci spostiamo qui dove troviamo chiaramente Lina Stabile che è coordinatrice del Sarduzza Fest, che insieme a Vito Russo dell'azienda tenuta a Rampingallo di Salemi, in realtà è di Sciacca ma siamo a Salemi, col microfono ci siamo tutti. Eccoci qui, salve dottor Russo. Salve, buongiorno, grazie a tutti. Sì, noi siamo di Sciacca, però gestiamo questi vigneti in territorio di Salemi, Perfetto. quindi agro di Salemi. Quindi Quale parte di Salemi? siamo sulla 188, sulla Salemi perfetto, Marsala. perfetto, È quindi siamo già usciti un po'. Sì, siamo a circa 9-10 km dalla città di Salemi. Perfetto. Quindi siamo proprio in aperta campagna, come si suol dire. È un feudo antichissimo, uno dei più belli che esistono nel territorio siciliano, possiamo dire, molto produttivo. Appartiene alla nostra famiglia dall'anno 1000 per via di... Oddio! Sì, Ma proprio da tantissimo. da tantissimi anni, tranne il periodo che va dal 1950 al 1912, quando abbiamo riacquistato questi terreni con la riforma agraria, c'è Sì, stato tolto esatto. e quindi E poi però avete fatto abbiamo modo di fatto rimpossessarvi. di poterlo riprendere. Esatto. In questo terreno abbiamo 21 varietà di uve, tra bianche e rosse, giustamente, tutte autoctone siciliane, e abbiamo la fortuna di ricadere nella DOC Sicilia, DOC degli Annivolelli, DOC Marsala e, come dico io, dulcis in fundo, nell'IGT Salemi. Che non è male. Che come non è titolo, male, perché noi al Vinitali del 2022, pandemia permettendo, presenteremo 2 vini frizzanti e uno spumante, oltre a quelli che già abbiamo. Quindi queste sono le novità che avete Le messo novità- a punto le novità adesso. sono- per il prossimo Vinitali. Sì, causa Covid abbiamo cercato di perfezionare questi 3 prodotti, sono 2 frizzanti e uno spumante metodo classico. Quindi in questo periodo di stop forzato ho detto Sì, perché no, cerchiamo un attimo di mettere a punto. Ecco, abbiamo messo a punto un po' quello che era l'indicazione aziendale, il marketing che ci chiede. Qual è il vostro prodotto di punta, se posso chiedere? Quello che magari ha Sì, più richiesta. Quello che per noi è più importante indubbiamente è il famoso Nero d'Avola e il Grillo. Ok. Nero d'Avola che da noi dorme in botte almeno da 6-8 mesi a più anni. E se E tiriamo dovesse- fuori dei cru un po' particolari. E dovesse, lei mangia la sarduzza? Sì, lei ha una come buona no? porchetta, mi posso permettere? Sì, Ecco. sì, sono a dieta, però quando Mannaggia. posso. Noi delle diete in questi cookie show non ne parliamo Ecco, mai. e neanche perché dei non medici, esiste- e neanche dei medici che dicono che è ci perfetto. vogliono bene, tra Ci l'altro, vogliono bene, e noi lo fanno vogliamo per tanto noi. bene, Lina, per carità, fanno giustamente il loro lavoro e tirano la nostra salute. Ma cosa c'è di meglio che mangiare un buon piatto, magari così, e abbinare un ottimo vino? Cosa mettiamo vicino alla sarduzza? Io non sono un sommelier, quindi No, chiedo però scusa. io chiaramente non parliamo a titolo io indubbiamente, professionale, ma indubbiamente un buon grillo di annata, e volendo, a me piace tantissimo, un buon catarratto. profumato. Molto profumato, sì, fresco.
Ok, e quindi in questo momento ci verrebbe anche di mangiare le polpette, ovviamente di Giovannella, con un bel bicchiere di vino. Un imbriacamo di vino buono. Un imbriacamo di vino buono insieme a questa sarduzza che, come avete visto, si sposa a tantissime soluzioni. Così come diceva il dottor Russo, sono 21 varietà e quindi insomma è un'azienda che è strapresente nel nostro territorio. Sì. È presente sul nostro territorio e anche come altre aziende appartiene al club di prodotto terre della Valle del Belice, che, come ti ho detto, collabora con il Sarduzza Fest e che sarà uno sicuramente dei partner che il prossimo anno avremo, quindi andiamo crescendo di volta in volta. Come quindi sono cresciuti loro dall'anno 1000 fino ad adesso si spingono oltre, perché il prossimo Vinitali ci saranno 3 nuove presentazioni delle messe a punto. È giusto che anche il Sarduzza Fest veda delle evoluzioni in questo progetto. E cresca anche in questo. Quindi. Abbiamo già detto alcune novità per il prossimo anno, le vogliamo ripetere? Sì, la collaborazione con il club di prodotto terre della Valle del Belice, quindi questo club di prodotto all'interno della manifestazione Sarduzza Fest andrà a creare quello che è il Sarduzza Pack, quindi un itinerario turistico. Si parlava di parco archeologico di Selinunte, che prevederà delle attività. Abbiamo già fatto un caso studio come club di prodotto su questo itinerario che si pensa, che va quindi dalla visita, è un itinerario sia culturale sia enogastronomico, quindi le 2 strade parallele. E poi cogliamo l'occasione per proporre, perché no, anche i cooking all'interno, se possibile, ma magari del parco. Facciamo un appello a me non all'ente interessa parco. se mi inviti o no, io vengo lo stesso, quindi chi se ne frega insomma di quelle che sono. Tante novità e il Sarduzza sta crescendo e facciamolo crescere. Quindi. Lo facciamo crescere perché ovviamente ha bisogno, ma non soltanto perché il prodotto di per sé non è già di quei prodotti che si raccontano da soli, non hanno bisogno di nulla, ma perché occorre valorizzare il nostro territorio in tutte le forme e in tutte le componenti, dalla sarduzza, in questo caso anche al vino, all'olio. Abbiamo detto poco fa che insomma la promozione va a 360 gradi anche con il pack di cui prima, quindi grazie a Lina Stabile, coordinatrice del progetto. Trovate chiaramente anche tutti i partner e tutti gli elementi che ci hanno permesso di portare qui il Sarduzza Fest, e grazie al signor Vito Russo per essere stato qui e per la sua azienda, che ricordo Rampingallo a Salemi, e ci vediamo quindi presto. Grazie di cuore. Peppe, io sono qui, non sono scappata, io ho parlato un po' di vino. Qua noi non pettinavamo le bambole. No, lo sento dall'odore, perché ci siamo portati avanti. Oh, pronte le polpette, ci siamo Giovannella, eccole nel loro splendore e nel loro odore. Perché Peppe mi insegna che si mangia anche col naso. Allora, l'ho fatte in 2 versioni, le classiche polpette, la forma delle classiche polpette. Quelle più schiacciate. Quelle più schiacciate che fanno le nostre mamme. Anch'io le faccio così, però Peppe mi rimprovera. È sbagliato, Peppe? No, assolutamente. Ecco. Quindi, diciamo eccole qui. Quelle che vedete sul vostro teleschermo sulla sinistra. Quelle infatti, le altre sono rotonde, che sono la versione finger food che ho proposto io come, diciamo... Finger food che si prendono con le 2 dita. Questo vuol dire, ci siamo. Noi ci siamo attrezzati con questi. Chiaramente di legno. Sì. Noi siamo sostenibili e fra l'altro devo dire che sembra la forma primordiale del fast food. È vero. Perché se noi consideriamo che le polpette dalle nostre parti ci perdiamo negli anni come storia, scusami, non si poteva prendere la polpettina e mangiarla così o metterla tra 2 guancette, diventava un panino, eccetera, eccetera. Allora, quindi credo che possiamo dirla lunga noi siciliani, non siamo gli inventori del fast food, ma ci abbiamo tentato in anni non sospetti. Allora, io chiedevo il tempo per capire quanto possiamo parlare insieme a Giovannella, che adesso però ci racconterà come ha realizzato tutto quello che andrà a accompagnare la protagonista, che sono ovviamente le protagoniste, che sono queste polpette meravigliose. Vai Giovannella! Allora, questo è un sugo al finocchietto semplice, quindi è fatto soltanto sugo, finocchietto, pomodoro finocchietto, olio e un po' di peperoncino per dare un po' di spinta. Di spinta, perché sennò
Noi siciliani piacciono le cose belle saporite, quindi non possiamo non usare peperoncini E aromi e aromi vari. Olè. Guarda Giovannella, è perché siamo un po' distanti, perché altrimenti c'è questo metro e mezzo che ci separa, avrei già allungato la mano e tu da brava mamma mi avresti fatto... No, io Sicuro. faccio mangiare sempre i miei figli mentre Ecco, cucino. però io sono troppo vecchia per essere tua figlia, tu sei giovane. Allora Peppe, questo piatto a guardarlo è buonissimo. E qua è tradizione, fra l'altro è anche, come dire, sostanza, perché è vero che parliamo di finger food, ma finger food sono piccole. Sì, che sono quelle che porzioncine. adesso Giovannella ci Però- andrà a proporre nella però sua versione. Bello, Sì. bello piatto di Mamma mia. polpette di sarde, credo. Poi Sì. sono schiacciate, sono Eccole. rotonde, sono a quenelle, insomma, Eccole, aspetta che penso che aiuto. mette d'accordo un po' tutti. Non so. Allora, Andiamo subito ad All'altra impiattare versione. le nostre polpette finger. allora, questa è un pesto trapanese classico. Peppe classico, Fatta al mortaio, naturalmente. classico. Questo Insomma, è un pesto al pistacchio, semplicemente fatto con aglio, basilico, pistacchio, granella di pistacchio e olio d'oliva. perfetto. Chiaramente scegliamo anche il pistacchio della nostra terra, un bel pistacchio di Bronte, Sì, valorizziamolo insieme a tutti gli altri prodotti. Scegliamo sempre quello che abbiamo vicino, che non sbagliamo mai, perché meglio udendo conosciuto. Che buono a canusci. Esatto. Allora, E questa praticamente dovrebbe essere più morbida, ma Sì, vabbè, è purtroppo chiaro non che abbiamo... noi non abbiamo la stessa sensibilità che possiamo trovare in una cucina delle nostre case. Cos'è Allora, questa, Giovannella? Questa è una besciamella fatta con la pastetta del Belice. Perfetto. Che è un altro formaggio... Come l'hai fatta, scusami, in pochissimi La passaggi? classica besciamella a cui ho unito i pezzetti di pastetta del Belice. Che si sono Sì, sì. praticamente sciolti. E quindi danno alla besciamella quel sapore un po' particolare che Che è un non po' è più- classico della besciamella. È una Pomodorini class- confit? Sì, questi sono i pomodori confit che ho fatto per colorare un po' quel piatto e per dare dare anche anche- un po' di sapore, perché il confit è sul dolce e salato, quindi c'è anche una parte dolce, perché per fare il pomodorino confit bisogna mettere anche un po' di zucchero. È giusto, passa in forno. A quanto, Peppe, passa in forno il pomodorino confit? Dipende dal tipo di forno. Ci sono dei giusto. forni che magari segnano 220 gradi e poi alla fine Quello in che noi realtà possiamo sono trovare a 180 casa, quelli esatto. che bastano. Esatto. Io l'ho fatto questi con la friggitrice ad aria 20 minuti a 180. 20 minuti a 180. Va benissimo. Ovviamente Giovannella si spinge oltre e utilizza tutti Considera gli strumenti che la tecnologia ci può dotare. Noi che siamo quelli della cucina a sentimento, Esatto. quando lo vediamo che appassisce, allora diciamo che è, È pronto. buono, è Abbiamo, pronto. abbiamo dato il tempo di cottura. Dai. Così come è pronto il piatto di Giovannella Ma che con le sue meraviglia, polpette dai. di Sarduzza, di Selinunte. Versione classica, tradizionale, quella più schiacciata con il sughetto col finocchietto e poi la polpetta finger con il pesto alla trapanese, il pesto di pistacchio e la besciamella di pastella del Belice. Giovannella, sei stata rapida, bravissima e ci hai fatto venire fame, che era secondo me l'obiettivo finale, e poi abbiamo valorizzato lei, la Sarduzza, in questa versione finger food, e adesso così con due dita ce la mangiamo, Peppe. Certo, ma fra l'altro non prima di aver dato merito a Giovannella, perché considera che in questo piatto c'è veramente da raccontare, perché partendo dalla sinistra o per fare gli onori di casa partirei dalla destra. Partiresti Dalla destra gli onori di casa, perché abbiamo un ospite, la béchamel, questa salsa francese che a volte diventa mornier. La salsa mornier è fatta con il formaggio francese e cose varie. In questo caso Noi l'abbiamo Giovannella ha fatto fatto siciliana. questo matrimonio tra Transalpe e Sicilia. Anzi è Belice, perché la stringiamola guastella, ancora di più. la pastella del Belice è nostra, e quindi ragion per cui questa intuizione di andare a legare quello che possa essere questo sapore morbido di questo formaggio a pasta filata, che naturalmente tu sai, tutti i formaggi a pasta filata hanno una caratteristica, quella che sono un po' anonimi, essendo anonimi possono sposare qualsiasi tipo di ingrediente. Nella parte centrale è un ovation
a un territorio che al momento non sta granché bene, il lato No, di Catania, e ci Bronte, stringiamo davvero i pistacchi a di questa Bronte, città e questa provincia che questo- sta soffrendo in questo questo momento. cultivar straordinario che la troviamo anche nella Valle dei Platani, che ci sono anche dei pistaccheti immensi, enormi. Noi siamo i primi produttori di questo cultivar di pistacchio che è verde anche all'interno, quindi questo colore di verde che non c'è nessun tipo di colorante, ma viene dato dal pistacchio e dalla clorofilla del basilico. E quindi qua siamo stati una Sicilia di estremo occidente. Poi siamo rientrati di A estremo casa nostra. oriente, scusate, siamo rientrati nella Sicilia di estremo occidente, che è casa nostra, con questo meraviglioso pesto che viene fatto al mortaio, che ha la sua mandorlina, il suo basilico a foglia larga, c'ha l'aglio rosso di Nubia. Il pomodoro che si usa, perché molto spesso adesso c'è qualche dubbio sul pomodoro da usare per ma il penso pesto. che non ci possono essere dubbi, perché il pomodoro pizzutello rimane sempre Lui. il re della nostra zona. Lui. Anche perché si conserva fino a febbraio/marzo dell'anno successivo, quando noi lo stendiamo, piuttosto lo mettiamo nel famoso archetto dove li attaccavamo a Appizzato. grappole, che si chiamano pennole in francese, attenzione, oppure pomodoro a scocca. Allora, questo è quello che si identifica nel mio, dico scusate mio perché me lo sento, mi appartiene, questa aglia pistata alla trapanese, che poi è diventato pesto alla trapanese, il classico nostro, che ha un sapore molto intenso, un sapore proprio veramente forte, e quindi mi sono permesso di partire sulla destra sia per onore di padrone di casa, ma finire a sinistra ha un grande motivo, perché sapete che in una scala di degustazione il gusto più persistente, più forte va alla fine, e quindi standing ovation per l'aglia pistata. Cosa dire? Grazie Giovannella, Grazie a perché voi di avermi dato la il tuo possibilità piatto, di far vedere il piatto. ma il tuo non è un piatto. E grazie a Lina che si adopera sempre per la Sarduzza e per i prodotti tipici della nostra zona. Ormai Lina fa parte della Sarduzza e la Sarduzza fa parte di Lina. È un tutt'uno, anche lei. Qualche volta faremo fare un cooking a Lina, mi è venuta un'idea meravigliosa, che il prossimo cooking lo faremo con Lina. Ma ti Chissà farà cosa mi tira fuori. Lina ti farà un petto di piccione o sarcofaggio, che è quanto più di difficile c'è nella cucina francese, ma lei non ha di questi problemi, stai tranquilla. Oltretutto io non mi posso fermare, glielo devo dire. Certo. Lei non ha fatto un piatto, ha fatto un'opera d'arte, anche perché un piatto che porge il fianco a un racconto così vasto. E così anche, tra virgolette, quando la cucina è cultura. In questo caso ci sta tutto, e io devo dirle grazie a nome mio personale, ma a nome di un intero territorio che si chiama Trapani, o Sicilia / anche Europa a questo punto. E anche la Sarduzza dice grazie a Giovannella, perché ha detto ho fatto una buona fine almeno, quindi è felice anche lei. Grazie di cuore a Giovannella Falco, assistente sociale, no copertura, lei è una cuoca. E detto questo, grazie a Peppe Giuffre, sempre mia compagnia, e grazie a tutti voi e grazie alla Sarduzza che ci fa sempre sognare.